Apertura di puntata con i colori dell'autunno in tutto il suo splendore. Con Verde a Nord-Est torniamo questa settimana per parlarvi di tanti argomenti. Dunque, bando alle chiacchiere, linea alla regia per la sigla e Verde a Nord-Est può iniziare. Radicchi IGP, nuove opportunità di filiera e prospettive di internazionalizzazione. È il titolo di un convegno organizzato tra gli altri dal consorzio del Radicchio IGP di Treviso. Andiamo subito a sentire le voci dei protagonisti. Il scopo principale di questa giornata era appunto un business matching organizzato grazie a ICE, che ha fatto arrivare dei buyer esteri, 6 per la precisione, i quali hanno matchato, hanno incontrato i nostri confezionatori con lo scopo appunto di aprire nuovi mercati all'estero, e mi sembra sia andato veramente bene. Per quanto riguarda il convegno, intervento importante del ministro Francesco Lollobrigida, ha ribadito la vicinanza del governo per quanto riguarda le esportazioni, una particolare attenzione a quello che è il prodotto IGP. Certo, l'IG è molto importante per il nostro territorio, ha portato molto in questi anni, abbiamo esortato le istituzioni di rimanere vicino e continuare ad aiutarci come stanno facendo, perché grazie a loro anche un piccolo consorzio come il nostro, ma supportato da un grande territorio, può fare molto e dire la sua nei mercati internazionali. Raccontiamo ai nostri amici da casa, che poi sono quelli che vanno a fare la spesa, che cosa c'è dietro a quell'acronimo IGP, che anche se ci sono qualche decina di centesimi in più rispetto ad un prodotto normale, dietro c'è tanta passione, tanto lavoro, ma anche garanzie precise. IGP, indicazione geografica protetta, chiaramente è la garanzia che il prodotto viene fatto nel territorio vocato da mani esperte e una garanzia di qualità. È importante la commercializzazione a livello nazionale e internazionale. Per far questo la Regione in questi anni ha investito molto, ha creato un osservatorio regionale, ha finanziato con bandi specifici, perché è importante che se i produttori capiscano che dobbiamo uscire dalla regione, questo può essere un incentivo anche a certificarsi, perché c'è un problema sulla certificazione. È vero che ha un minimo costo, ma è un costo secondo me irrisorio rispetto al beneficio, ma credo che anche su questo la regione possa fare qualcosa per abbattere questo costo totalmente, in maniera che i produttori non abbiano più nessuna scusa per certificarsi. Questo significa avere anche una qualità del prodotto e poter rispondere alle esigenze del mercato. Creare un'organizzazione di produttori forte, una filiera forte, che preveda non solo i produttori ma anche i confezionatori e appunto chi va a commercializzare e ad esportare. Abbiamo sostenuto in questi anni anche progetti specifici da parte del consorzio. Penso al tema del cambiamento climatico, che ci impone dei semi evoluti che riescano a lavorare meglio con un radicchio anche a temperature purtroppo più alte, perché il cambiamento climatico c'è, e abbiamo investito anche per monitorare la qualità dell'acqua, perché per fare il radicchio ci vuole freddo e acqua buona, ma se le temperature cambiano bisogna anche pensare grazie alla tecnologia, alla ricerca, all'innovazione, di pensare anche ad avere delle sementi che lavorano in maniera differente. Quindi insomma abbiamo fatto il nostro lavoro sia sulla parte tecnica sia sulla parte commerciale, che diventa fondamentale. È un prodotto, quello del Radicchio di Treviso, assolutamente emblematico per caratteristiche qualitative, legame con il territorio, ma è anche una sfida ad andare oltre l'ambito di commercializzazione regionale o nazionale,
ma andare costantemente sulla grande distribuzione ed anche sui mercati internazionali. Per farlo servono 3 cose. 1. Distintività vera. C'è qualcosa che non funziona se solo il 10% delle produzioni di radicchio entrano nel circuito del radicchio di Treviso IGP. Bisogna rivedere questa denominazione e probabilmente andare per parte di esso, per quello tardivo, verso una DOP, discuterne insieme. Una volta aumentata la distintività bisogna rendere sempre più costruttivo, sempre più chi produce deve avere il suo giusto margine prezzo, e per farlo esiste un solo meccanismo che è il contratto di filiera. Noi come Coldiretti e Filiere Italia lo abbiamo fatto per tantissimi settori, da ultimo anche col grano, dove c'è una contribuzione del Coltiva Italia solo per chi aderisce al contratto di filiera, sia esso produttore o trasformatore con credito d'imposta. Questo è il modello, perché l'affamare un prodotto così eccezionale da parte della grande distribuzione non può continuare. E poi la terza cosa, spingere, e grazie all'ICE e appunto al presidente Matteo Zoppas, sui mercati internazionali, perché se conosci questo prodotto non ha assolutamente alcuna possibilità alternativa per qualità e struttura con nessun paese al mondo, con nessun altro prodotto al mondo. Rafforzare la promozione è un elemento centrale per riuscire a garantire ai produttori un reddito migliore, perché il prodotto, il radicchio, è uno straordinario prodotto, lo sanno quelli che lo mangiano, lo sanno quelli che l'hanno consumato, ci sono ancora troppi che non lo conoscono e non ne conoscono il valore, e allora nella presentazione, nella promozione si crea quel valore aggiunto che aumenta e diventa possibile ripartirlo ancora meglio, riuscendo a garantire un reddito più alto al produttore iniziale. E questa è la sfida che ci siamo posti come governo, quello di aiutare le imprese a fare questo. Lo facciamo con Matteo Zoppas, presidente dell'ICE a livello internazionale, lo facciamo col sistema fieristico nazionale. Questo evento è certamente uno degli eventi che riesce a garantire la capacità di raccontare al meglio questo prodotto, mettere in condizione chi lo ama di amarlo di più e chi ancora non lo conosce di conoscerlo e cominciare ad amarlo e a pagarlo il giusto. Noi abbiamo svolto con il supporto della Regione un'attività di indagine attraverso un osservatorio che ha raccolto informazioni in merito a un campione significativo di imprese che confezionano radicchio proveniente dal territorio locale. Noi abbiamo stimato all'interno di questo osservatorio un valore della produzione di circa 44 milioni di euro, che rappresenta una quota, secondo noi significativa, riferibile probabilmente ai 2/3 del valore complessivo. Tendenzialmente nel processo di distribuzione, date le perdite e i costi distributivi, il prezzo potrebbe aumentare rispettivamente da 1,8 a 2 volte, quindi probabilmente il valore raddoppia, passando da circa i 44 agli 80, oltre 100 milioni di euro di fatturato. Diciamo che valorizzare un prodotto come il radicchio, che è un prodotto di grande qualità, il radicchio tardivo di Treviso e insomma comunque il radicchio italiano è un'opportunità per il Made in Italy, perché all'estero si cercano sempre di più dei prodotti originali diversi. Sebbene il radicchio sia un prodotto, diciamo, conosciuto da molto tempo in Italia, poterlo far conoscere all'estero tramite una promozione ben mirata, ma non solo, anche facendo un'attività come quella che abbiamo fatto oggi, in un contesto in cui i buyer possono assaggiare il radicchio in tutte le sue forme, la pizza, la pasta, il risotto, la birra, insomma fa capire la potenzialità di questo prodotto, che solo quando si riesce a portare un buyer, un compratore a contatto con un produttore, li si porta a vedere il processo di lavorazione del radicchio, che non è per nulla scontato, e gli si fa capire la complessità, gli si dà anche un'opportunità si chiama storytelling, del racconto del prodotto da vendere, e appunto si mette poi a contatto proprio il compratore e il venditore. Questo dà la possibilità di creare dei rapporti soprattutto internazionali con queste piccole e medie imprese che altrimenti avrebbero fatto difficoltà ad incontrare questi clienti, di iniziare un percorso di internazionalizzazione o consolidarlo, a crescerlo, ed è una grande opportunità per loro, per il Made in Italy, per il territorio, e penso che anche il
il consorzio del Radicchio, il presidente Andrea Tosato, possa essere soddisfatto, perché abbiamo dato un'opportunità che speriamo venga colta, che venga portata avanti. Ritrovate cari amiche e cari amici di Verde Nord-Est, ritorniamo con le pillole verdi dopo una breve pausa dovuta a impegni di lavoro che avevamo un po' noi tutti, e parliamo di pillole verdi, di green, di tradizione del territorio, di cultura del territorio. Ci sformiamo questa volta, l'avevamo trascurato nella scorsa serie di pillole verdi perché poi abbiamo avuto la pausa estiva, e ritorniamo su un anniversario che è stato celebrato di recente, i 25 anni del Consorzio Vedi Sapori. Che cosa sono? Che cosa è il Consorzio Vedi Sapori? È un gruppo di ristoratori e di viticoltori che è stato messo insieme da Walter Filipputi su sua idea, assieme al compianto Aldo Morasutti, il patrono di Toni Radiscuta, lo ricordate, tra i ristoranti iconici del Friuli Venezia Giulia, quando andava alla grande, andava per la maggiore anche il Ducato dei Vini Friulani, nel quale ero stato chiamato subito a far parte anch'io da Isi Benini, che è appunto il fondatore della comunicazione del vino, aveva ideato la rivista Il Vino, anche lì ci avevo collaborato fin dai primi numeri, 25 anni di Via di Sapori che sono stati celebrati alla Fondazione Friuli e Udine con buona parte dei ristoratori e viticoltori che sono stati gli attori della rinascita di un settore importante quale quello enogastronomico, che è servito nel tempo a comunicare, a raccontare, è servito da biglietto da visita nella nostra realtà in Italia e nel mondo. Walter Filipputi non solo ha fatto il Consorzio dei Sapori, ma ha creato una situazione di comunicazione, un rapporto tra il mondo della viticoltura, i cittadini, ma anche con i giornalisti, che è impagabile, e ha creato soprattutto una produzione biblica di libri ad arte fatti sul settore. Per esempio questo Terre Vine e Vini, fatto assieme a Isi Benini ancora nell'83, è un compendio di tutto quello che si può leggere, si può studiare, imparare sulla viticoltura regionale. Manca però soltanto un vitigno che proprio Walter Filipputi ha citato, sul quale si è soffermato e che ha riscoperto solo lui all'abbazia di Rosazzo, e poi l'ha fatto diventare vitigno autoctono, il Pignolo, perché gli piaceva, l'ha detto anche lui, perché lui è sempre stato pignolo, puntuale, prezioso proprio nella comunicazione. Arrivederci. A Fiera Cavalli c'è anche l'aspetto della competizione con le varie discipline, e noi siamo andati a scoprire gli atleti di una scuderia che viene dalla Puglia. Siamo nei box che ospitano i cavalli che partecipano ai vari concorsi qui alla 137esima edizione di Fiera Cavalli a Verona. Incontriamo Francesco Scuderi, che ha fatto un bel viaggio perché viene da dove? Veniamo da Foggia. E voi avete una scuderia? Sì, la Scuderi Stable. Siamo partiti ieri da Foggia, noi siamo arrivati ieri pomeriggio, i cavalli sono partiti il giorno prima per riposarsi e siamo pronti per effettuare il primo giorno di gara. Allora, il trade union vostro è anche quello con Francesco Forte, con le Agricole Forte, perché come abbiamo visto in questa nostra camminata tra gli stand di Fiera Cavalli, l'alimentazione del cavallo è davvero importante. Sì, l'alimentazione del cavallo è davvero importante, collaboriamo con la ditta Forte da parecchio tempo e i nostri cavalli stanno molto bene in forma per le nostre competizioni che dobbiamo affrontare. Infatti lui è uno di questi che tra un po' deve gareggiare con Gabriele, che rappresenta la Puglia. Un grosso in bocca al lupo al bambino. Allora Gabriele, tu gareggerai tra poco. Come hai iniziato ad avvicinarti al mondo del cavallo? Allora, io mi sono avvicinata al mondo del cavallo, uno perché mio padre è un grandissimo cavaliere, e quindi io fin da quando sono piccolo ho la passione per il cavallo. Che cosa ti piace di più quando sei in groppa ad un cavallo? La cosa più bella che faccio quando sto in groppa al cavallo è saltare,
perché mi viene tutto il vento in faccia e faccio delle belle cose e faccio delle nuove anche esperienze. Allora, poi abbiamo anche la nostra amica Ludovica Martino. Io mi sono avvicinata al mondo dei cavalli perché mio nonno da giovane aveva i cavalli e quindi anche io fin da piccola ho avuto questa passione. La cosa che mi piace di più quando sto a cavallo è la sensazione che provo, cioè la connessione col mio cavallo e soprattutto quando anche io salto perché mi dà una sensazione di libertà. Allora, complimenti, davvero sentire le vostre voci e sentire quello che dite della vostra passione emozionante. Francesco, grazie davvero, cosa vogliamo dire? In bocca al lupo. Con Ilaria facciamo la conoscenza di due cavallini particolari. Sì, loro sono Ginevra e Merlino, sono mini Shetland olandesi o comunemente noti come mini pony e nascono principalmente con l'obiettivo di essere cavalli e animali da compagnia. Ecco. Quanto vivono e quali sono le caratteristiche di questa razza? Poi viene da dire sono così piccoli che verrebbe da tenerli tutti noi in casa un po' come un animale. In tanti ce lo chiedono, possiamo tenerli in casa? No, in realtà è richiesto un codice stalla specifico per tenerli perché comunque sono veri e propri cavalli, seppur in miniatura, quindi anche dal punto di vista della durata, della gestione, ci comportiamo come ci comporteremmo con un cavallo delle dimensioni standard. Ecco. Fieno a disposizione, acqua e come durata in salute vivono anche 30 anni tranquillamente. Vengono impiegati in attività con i bambini, qual è il loro impiego? Allora il loro impiego principale, oltre ad essere animali d'affezione da compagnia, è quello nelle fattorie didattiche, quindi con bambini ma anche tantissimo con persone affette da disabilità, perché essendo animali così piccoli e contenuti possiamo anche dare la libertà e la possibilità di accarezzarli senza paura anche a persone con delle difficoltà. Grazie Ilaria, allora noi salutiamo i nostri amici con una carezza. Fiera Cavalli è un momento di incontro anche di esperti da tutto il mondo. Noi abbiamo incontrato Javier Gómez della Cavallerizza Real di Córdoba. Si incontra tutto il mondo qui all'edizione numero 127 di Fiera Cavalli a Verona. Sono in compagnia, e lo saluto, di Francesco Fondriest e un ospite importante, Javier Gómez della Cavallerizza Real di Córdoba, quindi stiamo parlando della Spagna. Allora Francesco, siete in visita, tu sei un grande esperto nel mondo dei cavalli e questo un po' di Fiera Cavalli è una delle manifestazioni più importanti. Diciamo che in termini di numero Verona Fiera Cavalli è la più grande anche per la diversità di razze. Le altre sono molto più specializzate, comunque abbiamo una situazione importantissima qui a Verona. Allora, tu giri il mondo e io vorrei che chiedessi a Javier Gómez che cos'è la Cavallerizza Real di Córdoba, dove sono, che ci raccontasse un po' la loro realtà. Javier, ¿has entendido? Me ha preguntado de todas formas que le explicas un poco la historia de la Cavallerizza Real y qué sitio tiene y cómo es la situación ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, de forma resumida, Cavallerizza Reale è un sito... Filippo II nel 1562 ha pensato prendendo le migliori cavalle e i migliori cavalli maschi, di creare una razza che funzionasse e che fosse dignitosa e funzionale.
e di conseguenza ha costruito vicino al barrio cosiddetto di San Basilio questa area molto grande di circa 20 ettari dove ci sono i giardini reali, la torre, e attualmente è sede della Cavallerizza Real, dove lui spiegherà che tipo di spettacolo vanno a fare. Allora, qual è lo spettacolo che usted hace en vostro lugar? Bueno, lo que se ha intentado es cercato di riassumere con i loro spettacoli quello che è l'identità andalusa e in questo punto quello che è l'arte equestre e anche il flamenco, quindi ci sono dei numeri che sono combinati, quindi è la ricerca massima col cavallo, ovviamente la parte tecnica e la parte emotiva, che può funzionare sia per l'esperto che per il non esperto, perché è uno spettacolo equestre molto interessante. Sono sempre, lo anticipo io e vi dirà, lui è presente in tutte le competizioni del mondo come spettacolo, come il jumping in Germania o il jumping in Spagna, a Madrid, e nell'intermezzo o anticipando presenta questa cultura aldanusa nella massima essenza. Allora, Francesco e Javier, allora io ti dico, non sono un esperto, però mi hai fatto venire voglia di andare a scoprire questa scuola, per cui farei un nodo ad un fazzoletto così virtuale e verremo a trovare Javier a Cordova, perché vorrei vedere questo spettacolo. Magari ci accompagni tu? Noi abbiamo una grossa collaborazione ormai da anni con Cavallerizza Real. Poi so che avete anche un progetto, però non ne parliamo perché lo scopriremo più avanti. Più avanti il progetto, sì, che noi come Accademia in Italia collaboriamo molto con loro e abbiamo un grande supporto dalla loro parte. Allora, adesso vi abbiamo fatto vedere alcune immagini che ci ha inviato Javier, però andremo di persona. Grazie Francesco Fondries. Javier. Muchísimas gracias, es un placer. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 46 del periodico 14 novembre 2025. Siamo nella fase di conclusione delle raccolte delle olive. Oramai abbiamo superato l'80% degli stacchi. Anche i frantoi sono in fase di conclusione. I lavori da attuare all'interno degli oliveti in questo momento sono quelli di accelerare le concimazioni post raccolta. E questo perché le temperature stanno diminuendo e a livello delle radici, a 30-40 cm di profondità, le temperature medie hanno raggiunto già i 12 gradi centigradi. Quando scenderanno a 11, scenderanno anche sotto i 10 gradi, le radici avranno difficoltà o si fermeranno nell'assorbimento delle sostanze nutritive. Non saranno più in grado di mandare alle foglie i macro e i micro elementi necessari affinché si attui la formazione tramite la sintesi clorofilliana di tutte quelle sostanze di riserva che serviranno alla pianta per la ripresa vegetativa 2026. Perciò chi non ha ancora attuato le concimazioni, prevalentemente a base di fosforo, di potassio e microelementi, può utilizzare questi ultimi 15 giorni di novembre per andare ad attuarle. Si raccomanda di eseguire l'intervento fitosanitario di disinfezione post raccolta delle chiome di olivo con prodotti rameici, eventualmente aggiungendo del distillato di legno o prodotti che contengono dello zinco. Questo perché si andrebbe ad aiutare la cicatrizzazione delle ferite o microferite, andando ad eseguire anche un'attività battericida contro la rogna dell'olivo e fungicida
contro i funghi parassiti occhio di pavone, lebbra, piombatura. Nei prossimi giorni sono previste anche delle piogge. In questo modo si andrà ad aumentare l'umidità all'interno delle chiome degli olivi, manterranno a lungo le bagnature foliari mattutine, le temperature saranno favorevoli allo sviluppo di funghi patogeni. Questo intervento fitosanitario di disinfezione andrà anche a limitare eventuali infezioni che potrebbero avvenire proprio in questo periodo e noi ci andremo ad accorgersene alla ripresa vegetativa quando sarà marzo o aprile dell'anno prossimo. Ecco l'importanza di andare ad eseguire una corretta difesa fitosanitaria. Nel periodico di questa settimana abbiamo affrontato un argomento che è consecutivo alle concimazioni di cui avevamo parlato la settimana scorsa. Sempre più nei nostri oliveti abbiamo terreni poveri di sostanza organica. Un sistema per apportarla, considerato che abbiamo sempre minori disponibilità di letami bovini maturi, è il sovesio, da attuare in questo fine novembre o anche primi di dicembre, oppure attendere fine gennaio, metà febbraio dell'anno prossimo. Nel periodico abbiamo individuato le sementi per la composizione dei miscugli e le quantità da adottare per ettaro. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Grazie per averci fatto compagnia in questa puntata. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube Verde a Nord-Est. Seguiteci durante la settimana sui social e mettete i vostri like. Naturalmente l'appuntamento con voi in TV è per la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. Se volete scriverci lo potete fare, redazione@verdeanordest.tv è la mail. Il nostro sito, vi ricordo, nuovo www.verdeanordest.tv. Ci vediamo la prossima settimana.